Ciao, sono Antonio Nonino, operatore naturalistico-culturale della Società Alpina Friulana, che è il CAI della sezione di Udine. Ciao a tutti, sono Andrea Fusari, una guida alpina di Inmont, e in questa puntata volevamo darvi dei consigli su come orientarsi in montagna. Lo strumento principe è la carta topografica. In commercio ne potete trovare di diversi tipi, con diverse scale. Ma cos'è questa scala esattamente? Non è altro che un rapporto tra una misura presa sulla carta e la rispettiva distanza sul terreno reale. La scala che utilizziamo noi solitamente è di 1 a 25.000. Ma cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che 1 centimetro sulla carta equivale a 250 metri nella realtà. O meglio ancora, 4 centimetri equivalgono a 1 chilometro. Questo è importantissimo perché ci permette di calcolare lo sviluppo del nostro itinerario. Sì Andrea, la carta è l'elemento fondamentale per poter iniziare un'escursione, che oltre alle curve di livello presentano tanti altri elementi interessanti che consentono di fare uno studio, e questo è fondamentale, del percorso prima di partire con l'escursione. Ci sono i colori, laddove si può individuare la natura, cioè il colore verde intenso il bosco, il verde chiaro il prato, il grigio puntinato con curve di livello illeggibili, roccia viva, quindi percorso difficilissimo. Il colore bianco indica i ghiaioni. Poi ci sono anche molti altri elementi importanti, come i bivacchi, come i rifugi, che costituiscono anche posti di ristoro e il possibile recupero delle energie, le sorgenti, delle icone, quindi tutti elementi utili che durante il percorso ci danno la sicurezza di essere sul percorso giusto. Bene Antonio, hai nominato le curve di livello, no? Che sono un elemento importantissimo su una carta topografica. Le curve di livello sono delle linee immaginarie che uniscono tutti i punti che hanno la stessa quota. Le riconosciamo sulla carta perché sono di colore scuro solitamente. Nella scala 1 a 25.000 le troviamo ad ogni 25 metri di dislivello. A cosa ci servono queste curve? Le curve di livello si chiamano anche isoipse. Ci servono prima di tutto a calcolare il dislivello, ma anche a calcolare la pendenza di un determinato pendio, perché più sono ravvicinate queste curve di livello, più il pendio sarà, si dice, in piedi, quindi pendente. Più invece le curve di livello sono distanziate, più il pendio sarà dolce. Sì Andrea, le curve di livello sono fondamentali, però quando si cammina su un sentiero occorre sapere su quale curva si sta in quel momento, e c'è uno strumento che bisogna assolutamente ricordarsi di mettere nello zaino, che è l'altimetro. Ci sono diversi tipi, io consiglio quello barometrico perché è il più semplice, costa anche meno ed è affidabile, misura semplicemente la diminuzione della pressione atmosferica salendo in alto, è facile da tarare ed è importantissimo farlo alla partenza, ecco, per misurare l'altezza in maniera sicura, nel senso che bisogna avere un punto certo di altezza e su quel punto si fissa l'altimetro. Poi ci sono quelli elettronici che hanno anche GPS ed altro, compresi quelli dei telefonini meno affidabili e anche più difficili da tarare. Ci sono poi altri mezzi importantissimi che consiglio assolutamente, come le carte digitali, i sistemi di navigazione GPS. Per questo c'è anche l'applicazione che si chiama GeoResc degli iscritti al CAI, gratuita, che dà tutti gli elementi, posizione, distanza, altezza, ma anche ha un pulsante che automaticamente chiama il soccorso quando si deve lanciare un allarme che sia in difficoltà. Beh Antonio, abbiamo visto un sacco di cose. Per questo magari vi invitiamo all'inizio a frequentare la montagna o con le guide alpine o inserendovi nelle attività organizzate dal CAI e dalla SAF, per apprendere piano piano tutte le nozioni che abbiamo cercato di trasmettervi in questa puntata. Andrea, tu hai spiegato bene l'importanza della carta e le curve di livello, e questo è fondamentale perché sono gli antichi strumenti che ci consentono in qualunque momento, quando non funziona la tecnologia moderna, di calcolare il punto in cui noi ci troviamo. In quale modo? Semplicemente con la bussola, puntando su 3 elementi noti, cime, rifugi o quant'altro, sia sul terreno che sulla carta, e triangolando si trova il punto. Durante i corsi di escursionismo alla Società Alpina Friulana si fa una lezione specifica, sia teorica che con applicazioni pratiche, di modo che uno alla fine del corso si sa sempre posizionare col sistema delle triangolazioni. Bene Antonio, ci vediamo in montagna? Beh, certo, va bene. Dai, presto!